Buonasera, ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Le organizzazioni sindacali sono molto preoccupate su quanto sta accadendo nella sanità calabrese, manifestazioni in tutta la regione e nelle prefetture. La Corte dei Conti ha ipotizzato un danno erariale per 52 milioni di euro per i dirigenti dell'ANAS che non avrebbero vigilato sui lavori per la trasversale delle Serre. È stato arrestato dalla polizia il boss latitanti dal 2015 Domenico Crea. I poliziotti lo hanno sorpreso a Santa Domenica di Ricadi. Da quasi 10 anni intascava la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento perché è riconosciuto cieco, ma i carabinieri lo beccano alla guida dell'auto. Le fattorie silane aprono le porte ai visitatori, presentata l'iniziativa che in passato ha fatto registrare una buona presenza di pubblico. Manca poco più di un mese alla chiusura del calciomercato e 23 giorni all'inizio del campionato. Le squadre calabresi sono molto attive. Il Cosenza nelle ultime ore ha ingaggiato l'esterno Carretta dalla Cremonese. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Teleeuropa Network a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo di sanità perché le organizzazioni sindacali sono molto preoccupate su quanto sta accadendo nel sistema sanitario regionale. Manifestazioni in tutta la regione davanti le prefetture, ma vediamo cos'è accaduto a Cosenza. La gente va in ospedale per guarire, per partorire, per stare meglio e alla fine sì, questi sono i risultati. È giusto fare il controllo, i confronti, i costi, i benefici, ma al centro ci deve essere la persona umana. Siamo umani, per favore, rimaniamo umani. Questo è l'appello dei cittadini che chiedono una sanità più umana. Anche a Cosenza il sit-in davanti alla prefettura dei lavoratori del comparto sanitario. Molti i problemi ancora irrisolti che aggravano una situazione già difficile. Questioni più volte evidenziate dagli operatori al prefetto, che oggi ha incontrato sindacati e lavoratori. Tutte le questioni di Cosenza sono state già rappresentate e il commissario Cotticelli in quella sede ha detto che le avrebbe affrontate direttamente lui in sede regionale. I sindacati hanno presentato un documento sulla questione della sanità. Chiediamo al governo di prendere atto che il decreto emergenziale per la Calabria sulla questione della sanità non sta producendo i risultati sperati. Quindi è arrivato il momento di riaprire il tavolo e partire dal fare un'operazione importante sulla questione delle assunzioni di personale all'interno del settore. Non è possibile che il governo pensi di poter riproporre un'operazione ragionieristica per la Calabria e dare risposte al territorio. Non si può morire di parto a 30 anni in Calabria, che non si possono tenere bloccate le ambulanze, che non si possono tenere i pronto soccorso ormai che sono diventati e sono collassati di veri e propri reparti. Dobbiamo fare in modo che si eliminano liste d'attesa che stanno spingendo i malati ad andare verso la sanità privata e quindi garantire il sistema del servizio pubblico significa intervenire immediatamente con quelle che devono essere lo sblocco delle assunzioni. C'è poi il problema del precariato. Senza medici e infermieri è difficile garantire i livelli essenziali di assistenza. Il costo del personale in Calabria, è bene ricordarlo, è fermo al 2004 decurtato dall'1,4%. Il costo invece del servizio sanitario in molte realtà delle regioni del nord dal 2004 al 2018 è incrementato di 23 punti percentuali. Per cui questo governo intervenire con un decreto Calabria per mettere mano allo svincolo del costo del personale e legarlo però al costo del 2018 è un'ingiustizia, perché la Calabria parte con 18 anni di arretratezza e quindi non potrà mai garantire i livelli essenziali. La cronaca adesso con i primi interrogatori di garanzia dinanzi al GIP per alcuni degli indagati nell'operazione denominata Libro Nero, eseguita dalla squadra mobile di Reggio Calabria proprio sulle attività criminali della Cos Calibri e i suoi legami con la politica e l'amministrazione pubblica. Alessandro Niccolò ha risposto alle domande del GIP e ha detto che il collaboratore di giustizia mente.
perimetro all'altro. Respinge le accuse Alessandro Nicolò, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia coinvolto nell'inchiesta Libro Nero, arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. In 4 ore di interrogatorio davanti al GIP, Nicolò ha sostenuto di non essere il politico di riferimento della potente Cosca Libri e di non aver mai stretto nessun patto con l'organizzazione criminale. Ha poi categoricamente smentito di aver partecipato alla cena di cui ha parlato il collaboratore di giustizia Enrico De Rosa, cena che sarebbe stata organizzata in occasione delle regionali del 2014 alla quale avrebbero partecipato esponenti della Cosca. Sembrava un summit mafioso, ha riferito il pentito agli inquirenti, ma per Nicolò il collaboratore di giustizia mente, per questo ha annunciato di volerlo denunciare. Si è poi rammaricato di essere stato espulso da Fratelli d'Italia solo per non aver avuto il tempo materiale dopo l'arresto di farlo egli stesso. Ancora cronaca, è stato arrestato dalla polizia il boss latitante dal 2015 Domenico Crea. I poliziotti lo hanno sorpreso a Santa Domenica dei Ricadi in una villa affacciata sul mare. È considerato il boss di Rizziconi ed è stato ammanettato dalla polizia di Reggio Calabria dopo 4 anni di latitanza. Ecco Domenico Crea, 37 anni, mentre viene accompagnato negli uffici della questura dopo l'arresto. L'uomo è stato scovato in una villetta a Santa Domenica di Ricadi, località turistica del Vibonese, dove l'uomo era in compagnia di moglie e figlie. Da 3 anni circa la squadra mobile era sulle tracce del latitante. Indagini intensificate dopo la cattura del fratello maggiore Giuseppe Crea, avvenuta il 29 gennaio del 2016. Dopo quell'arresto, il secondogenito del potentissimo boss Teodoro Crea, secondo gli inquirenti, avrebbe assunto il ruolo di capo indiscusso della consorteria criminale di Rizziconi, collegata e imparentata con la potente famiglia Albaro di Sinopoli. Era ricercato per associazione mafiosa ed estorsione. Lo scorso aprile è stato condannato in via definitiva a 21 anni di reclusione. Gli inquirenti per lungo tempo lo hanno braccato, tenendo sotto controllo i suoi familiari più stretti e i sodali, convinti che il presunto boss non si fosse allontanato troppo dal suo territorio. Per gli investigatori continuava a dettare le strategie criminali del suo clan e a seguirne passo passo la concreta realizzazione. Un'indagine non semplice, ma per oltre 3 anni gli investigatori della mobile ne hanno seguito ogni minima traccia e la svolta è arrivata negli ultimi giorni. Monitorando la moglie, probabilmente gli inquirenti avevano capito che si stava preparando ad incontrarlo. L'hanno seguita fino al piccolo centro turistico del Vibonese, dove si era recata in vacanza con le figlie, ed è nella villetta che la donna aveva affittato che ha fatto la sua comparsa il latitante. Quando gli agenti della mobile hanno avuto la certezza che fosse davvero lui, è scattato il blitz. Nella notte la villetta è stata circondata e Domenico Crea è stato sorpreso mentre dormiva. Si è lasciato ammanettare senza opporre resistenza. All'interno dell'immobile sono stati trovati 5.000 euro in contanti e vestiti nuovi. Al vaglio degli inquirenti adesso la posizione dei proprietari della villetta messa a disposizione della famiglia del latitante. A Locri adesso, per un'operazione scattata all'alba dai carabinieri, eseguita dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza, che ha portato a 10 fermi per reati a vario titolo. Dal cimitero agli appalti fino alla distribuzione del pane, a Locri era tutto in mano alla Cosca dei Cordì. Un controllo asfissiante dell'economia locale imposto con la paura, le minacce e le intimidazioni. Nella notte è scattato il blitz congiunto di carabinieri e guardie di finanza che ha portato all'arresto di 10 persone ritenute affiliate al potente clan. Un territorio, quello di Locri, piegato al pizzo, commercianti e imprenditori costretti a mettersi a posto per garantirsi protezione e sicurezza, per non subire le inevitabili ritorsioni. Un prezzo per stare tranquilli pagato anche 1.500 euro al mese, e si arrivava anche a quasi 20.000 euro. Nell'operazione di oggi, denominata riscatto 1001 notte, sono confluiti 3 diversi filoni di indagine. Il clan avrebbe acquisito il controllo del settore delle attività cimiteriali cittadine, imponendo un regime di fatto monopolistico, e chi si opponeva veniva minacciato o pesantemente intimidito. Nel mirino le ditte concorrenti, ma anche privati cittadini e amministratori pubblici, e così si è arrivati all'incendio dei mezzi di lavoro, al posizionamento di un ordigno dinanzi all'abitazione di un funzionario comunale e da ultimo alla minaccia rivolta al sindaco Giovanni Calabrese di non fargli più ritrovare le spoglie dei suoi parenti sepolti nel cimitero di Locri. I Cordì, grazie anche ad una fitta rete di associati e affiliati, avevano il controllo dell'intero territorio comunale, anche tramite vere e proprie perlustrazioni quasi giornaliere, con lo scopo di monitorare le diverse attività commerciali della zona e anche la
la vendita del pane era imposta senza possibilità di reso ad ogni singolo negoziante. La pericolosità e il controllo del territorio da parte dei cordì sarebbe anche confermato dalla disponibilità di armi e munizioni, sequestrati 3 fucili semiautomatici con canne mozze, tutti con la matricola Brasa, oltre a un cospicuo munizionamento. Il tutto era stato nascosto, avvolto in dei sacchi di plastica dentro 2 tubi di cemento che si trovavano in un fondo pubblico. E ancora cronaca, ha intascato per 10 anni la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento perché è riconosciuto cieco, ma i carabinieri lo hanno beccato alla guida di un'auto. Guardate queste immagini riprese dai carabinieri di Catanzaro all'insaputa di quest'uomo, un 48enne che si fingeva cieco ed invece eccolo mentre guarda con attenzione alcune etichette oppure mentre guida l'auto. Da quasi 10 anni ha intascato la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento perché riconosciuto cieco assoluto ed è stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Consultava senza problemi lo smartphone. I militari, a seguito di riscontri documentali e servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti a identificare il finto cieco, riuscendo a fargli firmare anche un verbale di contestazione durante un controllo alla circolazione stradale, malgrado l'uomo abbia tentato di fornire false generalità. Al 48enne è stato bloccato il libretto di risparmio postale sul quale veniva accreditata la pensione e contestualmente è stato eseguito nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il provvedimento ha riguardato beni mobili e immobili per circa 98.000 euro. E c'è un'altra vicenda, sempre a Catanzaro, individuato dai finanzieri anche un falso avvocato di 53 anni, originario di Scalea, nei cui confronti è stata emessa un'ordinanza agli arresti domiciliari per falsità materiale ed esercizio abusivo della professione. La misura cautelare, emessa originariamente dal GIP di Lago Negro, è stata successivamente disposta da quello di Catanzaro, ordinato dal procuratore aggiunto Capomolla e da Nicola Gratteri. Falso avvocato è ritenuto responsabile, oltre che di esercizio abusivo della professione legale, di aver prodotto anche una falsa sentenza della Corte d'Appello di Potenza che, accogliendo l'impugnazione in realtà mai proposta dal finto avvocato, annullava il fallimento di una società che si era rivolta al sedicente legale per farsi patrocinare. Adesso la Corte dei Conti che ha ipotizzato un danno erariale per 52 milioni di euro per i dirigenti dell'ANAS che non avrebbero vigilato sui lavori per la trasversale delle Serre. Per 3 anni i finanzieri di Vibo Valentia hanno acquisito documenti nelle sedi ANAS di Roma e Cosenza sui lavori della trasversale delle Serre, sotto la lente in particolare i 21 chilometri del tratto viario vibonese, e così è stato ipotizzato un danno erariale di circa 56 milioni di euro. L'appalto infatti aggiudicato nel 2005 ad un'associazione temporanea di imprese per un importo di circa 124 milioni di euro si è concluso 13 anni dopo, e cioè nel 2018, con un costo totale di oltre 191 milioni di euro, un ritardo nei lavori che ha comportato una lievitazione di spesa appunto di 56 milioni, e così al termine del monitoraggio delle procedure amministrative la Guardia di Finanza ha inviato una comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti. All'attenzione dei magistrati contabili le fiamme gialle hanno posto problematiche progettuali, esecutive e gestionali che avrebbero determinato una notevole dilatazione del tempo contrattuale pari al 300% della durata, passando dai 727 giorni previsti dal cronoprogramma agli oltre 1868 giorni aggiuntivi, con un incremento pari al 46% dell'importo dei lavori. Insomma, tempi biblici e costi alle stelle per la trasversale delle Serre, e secondo la Guardia di Finanza i dirigenti pubblici ANAS coinvolti a vario titolo nella vicenda in relazione all'incarico rivertito nel tempo non avrebbero efficacemente vigilato sulla durata dell'opera nel suo complesso. Adesso le anomalie e le criticità rilevate dai finanzieri sono al vaglio della Corte dei Conti. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
Malmenato e abusato sessualmente della propria convivente, segregandole in casa per 3 giorni, un uomo di 52 anni, cittadino bulgaro, è stato arrestato dai carabinieri di Lamezia mentre tentava di imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia. A denunciare l'uomo era stata la donna connazionale che era riuscita a scappare dall'abitazione del suo aguzzino e dopo essere stata soccorsa è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Lametino. I due erano giunti in Calabria ad aprile e da allora erano iniziate le minacce, le vessazioni e le violenze. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona. Tua madre doveva abortirti, ti abortiremo noi, prete di merda. Questo è il messaggio firmato Riscossa Arcobaleno, fatto recapitare ieri mattina a Don Davide Imeneo, direttore dell'Avvenire di Calabria, depositato all'interno della buca delle lettere della sede della redazione del giornale a Reggio Calabria. Alla base del messaggio su cui Don Davide ha presentato regolare denuncia ci sarebbe il disappunto per un articolo pubblicato il 29 luglio scorso. 8 persone sono state denunciate a vario titolo per caporalato, lavoro nero e truffa ai danni dello Stato per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nel corso di un'operazione sull'Alto Ionio Cosentino, i finanzieri della tenenza di Monte Giordano hanno scoperto 2 lavoratori irregolari che, nonostante percepissero il reddito di cittadinanza, lavoravano rispettivamente come guardiano notturno in un lido balneare e in un negozio di generi alimentari. I 2 sono stati denunciati alla procura di Castrovillari per truffa aggravata. Nel corso dell'operazione altre 2 persone sono state denunciate per caporalato, uno per reclutamento e uno in qualità di titolare di un'azienda agricola. Lasciamo la cronaca perché per il 14° anno consecutivo torna la manifestazione turistica più nota dell'Altopiano Silano, denominata Fattorie Aperte in Sila. Il turismo si fa anche coinvolgendo direttamente chi vuole conoscere davvero i prodotti della nostra terra. Fattorie Aperte in Sila, giunta quest'anno alla 14ª edizione, segue questa linea e continua a calamitare l'attenzione proponendo diverse novità. La manifestazione cresce sempre il numero di aziende, crescono le iniziative e le novità. Da quest'anno introduciamo 2 nuovi prodotti che sono l'agripizza, fatta totalmente con ingredienti silani, agricoli chiaramente, e la birra agricola, quindi diamo come sempre un panorama mozzafiato che è l'Altopiano Silano, prodotti genuini e la garanzia di essere autentici. Il nostro target sono le famiglie, le persone attente alla natura e alla qualità. Promossa dall'Associazione Fattore Creativo, la lunga manifestazione è sostenuta da Euromontana, l'Associazione Europea per le Aree di Montagna, dalla Camera di Commercio di Cosenza, dalla CIA Calabria, dal Parco Nazionale della Sila, dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati e dalla Regione Calabria. È un piacere annualmente ospitare questa manifestazione che apre il periodo delle fattorie aperte in Sila. E ovviamente noi come Banca di Territorio, di Comunità, siamo a fianco a Mario Grillo per questa avventura, diciamo così, per rilanciare magari definitivamente l'Altopiano Silano. Siamo fiduciosi che ci saranno molti momenti importanti perché la comunità silana possa godere di turismo ad alto livello. Un bel evento, 14 anni è un bel risultato che cresce anno per anno, quindi turismo, agricoltura è quello che noi abbiamo puntato in questa amministrazione, stanno arrivando i risultati. La cosa importante è quella di fare rete. Questa iniziativa è iniziata con poche aziende, oggi sono tante aziende sul territorio ed è l'arma vincente secondo noi, che mancava in Calabria, quello di fare rete. Oggi ci stanno tante aziende giovani che hanno capito che stando insieme si può vincere la sfida. E dalla montagna al mare perché è iniziato a Fuscaldo l'ormai atteso appuntamento di gastronomia e spettacolo dal titolo Alici in Festival. A Fuscaldo, antico borgo marinaro del Tirreno Cosentino, il taglio del nastro ha dato il via ad Alici in Festival. La kermesse, giunta alla 9ª edizione, fino al 4 agosto coinvolgerà migliaia di turisti e visitatori provenienti da tutta Italia, mettendo insieme spettacolo, gastronomia tipica, tradizione, cultura e ambiente. Alici in Festival è anche festa della condivisione, che si apre al territorio con la firma di patti d'amicizia e gemellaggi del gusto. Ogni anno ci
gemelliamo con 3 comuni, quest'anno lo abbiamo fatto con San Benedetto Urlano, appunto perché loro hanno un prodotto particolare che sono i funghi, che si coniugano con una ricetta particolare con le alici, lo abbiamo fatto con Bisignano, con i broccoli, lo abbiamo fatto poi con Pizzo, con il tartufo, perché abbiamo pensato che dopo una bella mangiata di alici c'è la necessità di avere il dolce e quindi il tartufo di Pizzo. È l'inizio di 4 serate che saranno magiche, saranno particolari, saranno originali. Invito tutti a venire a Fuscaldo a vivere queste emozioni perché sono uniche, sono rare e sono concepite appunto per creare lo slogan che ormai utilizzo da parecchio tempo, che è quello di creare stupore e meraviglia. Il successo di Alici in Festival dunque è determinato anche dal coinvolgimento di tutto il territorio, con le sue risorse, la sua identità, la sua cultura e la sua storia, obiettivi sostenuti con forza dalla Regione Calabria e dalla provincia di Cosenza. Siamo partiti 9 anni fa con la provincia di Cosenza. La provincia di Cosenza è stata ed è al fianco della comunità di Fuscaldo per migliorare sempre di più queste manifestazioni, guardando la presenza sia degli enti locali, dei sindaci, ma specialmente dei cittadini, significa che anche quest'anno sarà un grande successo. Parliamo di sport, in particolare di calcio, con le ultime novità dal calciomercato. L'alba di un nuovo giorno e possibilmente di un nuovo colpo per il Cosenza. Messo in ghiaccio l'accordo biennale con Carretta, dopo aver visto sfumare Caramo Cosissè sempre più diretto verso Bari, il Cosenza è pronto a sferrare l'assalto decisivo a Schiavi. Prevista in giornata la chiusura con l'ex capitano della Salernitana che firmerà un contratto biennale con la formazione di Braia. Fase di riflessione sul mercato del Crotone, anche perché di necessità vere e proprie da dover colmare ce ne sono davvero ben poche. Il Catanzaro ha quasi chiuso l'arrivo di Davide Pinna dalla Casertana, la Regina ha messo la freccia sul mercato, occhi attenti su Foggia, dopo lo Iacono molto vicini sia Zambelli per la fascia destra e anche Rubin per quella sinistra. Baclé ad un passo dalla Virtus Francavilla con De Falco ufficialmente un nuovo calciatore della Viterbese. Il Rende aspetta il sì definitivo di Colloccolo e poi via alla fase più complessa del calciomercato, i colpi finali. Rende, che lo ricordiamo giocherà domani nel pomeriggio la prima gara di Coppa Italia, la Team Cup con la Pro Vercelli. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Raggiunge la sua fase di apice la breve avvezione di aria calda nordafricana che sta interessando in queste ore la Calabria. Nel weekend assisteremo ad un graduale calo delle temperature grazie a una ventilazione occidentale più mite e umida che apporterà della nuvolosità sparsa sui versanti tirrenici e qualche debole pioggia localizzata. Domani tenderà a rinfrescare a partire dai versanti tirrenici che vedranno una parziale nuvolosità sparsa. Nel corso del primo pomeriggio possibili piogge sui settori orientali del Pollino in probabile sconfinamento ad alto litorale ionico. Generalmente poco nuvoloso altrove. Ancora caldo su tutti i settori ionici con punte di 35-37 gradi grazie ai venti occidentali di caduta dai rilievi che comprimeranno verso il basso l'aria. Temperature in diminuzione di qualche grado invece sui settori tirrenici ed interni. Domani sul Tirreno i venti ruoteranno moderati dai quadranti occidentali con mare mosso. Lo Ionio vedrà il settore cosentino inizialmente quasi calmo, con ventilazione debole di direzione variabile, tendente a disporsi da libeccio moderata, con moto ondoso in aumento fino a poco mosso. Venti deboli meridionali sul settore crotonese con mare quasi calmo o poco mosso. Ventilazione nord-occidentale tra moderata e forte sul settore catanzarese e reggino con mare poco mosso, mosso il golfo di Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.